Peretti e Arianna e basta, solo loro saranno poi premiate per i 60 ostacoli. Le sollecito a raggiungere la zona podio. Bene, c'è stato un piccolo disguido tecnico, ma che abbiamo chiarito, scusate. Bene, intanto abbiamo la prova dei 600 metri per le ragazze, guardate che fisici smaglianti, belli atletici, si vede che sono abituate a correre, a dare il meglio di sé, hanno sempre la grinta e l'entusiasmo che contraddistingue ragazzine di questa età. Per loro i primi 200 metri, poi a seguire ci sarà la possibilità di chiudere l'anello con un bel volo repentino che le vedrà qui al traguardo a breve. Andiamo a vedere allora come stanno veramente correndo, il tempo scorre veloce e loro veramente stanno tirando fuori tutta la loro energia, la loro vitalità, l'esuberanza che a questa età non può mai mancare. Vedete che c'è la seconda che sta assumendo la posizione, sta primeggiando e sembra farla da padrone, non riesco ancora a distinguere il pettorale che indossa, vediamo un po' di chi si tratta. I giudici di gara che stanno prendendo nota mi possono aiutare a vedere così in lontananza qual è la prima a tagliare il traguardo. Vediamo che sta arrivando per tagliare il traguardo l'atleta Meneghelli Sofia. Poi abbiamo a seguire Svalauer Alessia e Failoni Chiara, poi a seguire tutte le altre naturalmente. Le vediamo arrivare spompate, intanto sollecito la partecipazione delle ragazze al lancio della palla, quindi devono raggiungere la pedana adeguata. Vediamo di chiarissima complimenti, a seguire l'atleta del Quercia, Baroni Sara, che anche per lei è arrivato il momento.